Buongiorno dalla redazione di rovigoindiretta.it, sono Angela Osti e siamo in collegamento con Lapo Pretelli, inviato di Delta Radio al Festival di Sanremo 2023. Ciao Lapo, che aria si respira lì? Sei davanti al Teatro Ariston. Buongiorno Angela, non potevamo trovare un posto migliore per iniziare questo nostro connubio. Siamo proprio di fronte al Teatro Ariston. Qui a Sanremo una giornata bellissima, c'è il sole ma tira un vento freddo, ma si respira un clima veramente meraviglioso. C'è un grande fermento da tutte le parti, gente che gira, che è curiosa di vedere tutto quello che è stato preparato per questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ti è già capitato di vedere qualche cantante girare per Sanremo? Allora, i cantanti fino adesso non si sono visti, Sono tutti nascosti, alle andrebbero prove. intercettati all'uscita dell'albergo, poi salgono subito sulle loro auto e vanno a fare le prove al Teatro Ariston. Aspettiamo queste sere perché sicuramente li troveremo in qualche ristorante. Cosa si racconta per la serata ufficiale di domani, la prima serata? Allora, c'è grande attesa per questa nuova edizione. Stasera però c'è un evento importante, Angela, proprio qui alle mie spalle, non so se riuscite a vedere, dietro a questa protezione c'è il famoso green carpet. Alle ore 20 l'appuntamento di oggi è la parata di tutti i 28 big. Quindi questa sera, dietro alle mie spalle, sfilando dal Teatro Ariston fino a Piazza Colombo, vedremo da vicino tutti i 28 artisti partecipanti. Immaginati quale interesse ci possa essere fra la gente per una occasione così originale che possa avvicinare il pubblico ai VIP. Infatti ricordiamo che Amadeus per quest'anno è riuscito a portare in gara 28 artisti per la prima volta. 28 artisti, sarà dura rimanere svegli fino a tardi perché sappiamo che il Festival di Sanremo ci aveva già abituato ad andare a letto tardi Alle ore piccole, esatto. E dopo di lui addirittura Fiorello ci ha aggiunto qualcosa perché farà questa diretta Il dopo festival. del dopo festival praticamente, sì. E Carlo Conti ci diceva che è tornata la musica protagonista, appunto, in una tua diretta, poi in un collegamento con lui, sei riuscito a capire appunto che è tornata la musica come protagonista al festival, sono tornate le canzoni. Esatto, devo dire che Carlo Conti è stato il primo che ha rimesso la musica un po' al centro del Festival di Sanremo e poi Amadeus è stato altrettanto bravo a continuare questo filone. Il fatto che loro vengano dalla radio non è un caso, insomma, sanno che cosa serve per dare una lunga vita alle canzoni presentate sul palco di Sanremo e questo ovviamente di anno in anno rafforza l'attenzione e la forza del Festival di Sanremo in questi pochi giorni in cui avviene dal vivo. E Amadeus poi non sarà da solo sul palco, sarà accompagnato per tutte le serate da Gianni Morandi e Per ogni sera poi a turno da delle colleghe, dalle co-conduttrici. dalle straordinarie colleghe. Chiara Ferragni sarà la prima domani sera, poi lei ripeterà Nell'ultima sabato serata. sera. Immaginati chi può essere la persona più ricercata all'interno di Sanremo in questi giorni? È proprio Chiara Ferragni? Chiara Ferragni, esatto. Insomma, tutti hanno sulla loro labbra il nome e il cognome di Chiara Ferragni, i primi che riusciranno a intercettarla avranno una bella soddisfazione. Bene, Lapo, ti ringrazio per questo collegamento. Noi ci sentiremo spesso sulle nostre pagine, ma anche in onda su Delta Radio. Sicuramente collegamenti ogni giorno in giro per Sanremo per raccontarvi il colore, il costume che avvolge questa atmosfera straordinaria qui in questi giorni. E poi domani sera incrociamo le dita e speriamo che ci sia davvero della bella musica. Quale sarà la tua postazione domani al Teatro Ariston? Chi lo sa, vediamo perché ogni sera ci sono situazioni diverse, ci sono situazioni diverse, quindi non sempre dentro il Teatro Ariston, a volte al Palafiori, a volte in Piazza Colombo, dove ricordiamo che ci sono concerti ogni sera proprio in contemporanea con il Festival di Sanremo, quindi qua dobbiamo vivere un po' tutto. Il Festival di Sanremo tanto in TV lo vedono tutti, quello che a noi farà piacere raccontare invece è quello che non si vede in televisione. Grazie Lapo, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e a presto.